Stelio Zaccaria, responsabile provinciale della FIGET, oggi un'assemblea dove si discuterà intanto delle attività già fatte ma anche in prospettiva di quelle da fare. Sì, lo scopo questa mattina è proprio quello di far conoscere ai colleghi, alla nostra provincia, l'attività svolta dalla Federazione dei giornalisti che si occupano di turismo e di cultura, aggiungerei io. Solo che purtroppo abbiamo aspettato un anno che si potesse cominciare o tornare a viaggiare e quello che speravamo non è avvenuto. L'ultimo viaggio nostro è stato di oltre un anno fa, quando ancora si poteva girare, e devo dire che con la federazione della FIGET noi siamo stati a incontrare, abbiamo visto luoghi bellissimi con prezzi diciamo adeguati, e abbiamo anche avuto possibilità di incontrare istituzioni, autorità, responsabili. Ecco perché noi oggi volevamo ricordare l'attività che viene svolta da questa federazione dei giornalisti e invitare i colleghi che vogliono aderire a partecipare, perché sperando che si possano riaprire le porte del mondo noi possiamo tornare a viaggiare regolarmente come facevamo prima. L'iniziativa di oggi mi è stata sollecitata per la verità dal responsabile fiduciario della provincia di Agrigento, Stelio Zaccaria, per innanzitutto formulare gli auguri per le prossime festività e nel medesimo tempo vedere di fare un bilancio, anche se è stato fatto all'Assemblea Generale del mese scorso nell'ambito della Borsa del Turismo, per vedere cosa c'è da fare, perché purtroppo noi altri abbiamo operato lo stesso in una maniera ridotta per questa maledetta pandemia. Quindi avevamo già, basta dire ora, di fare il Capodanno tutti in Tunisia, programmato alla meglio, e abbiamo dovuto disdire a causa di questi fatti nuovi che si sono registrati. Quindi siamo ora in una fase di decollo e mi auguro che si possa ritornare alla normalità. Lei rappresenta la FIGET, ecco, in particolare qual è la vostra azione nel territorio e nel tessuto sociale? La FIGET, la Federazione Internazionale dei Giornalisti e Scrittori di Turismo, ha una finalità, quella di incrementare il turismo e rafforzare la pace fra i popoli. Quindi noi quei paesi che sono a vocazione turistica li supportiamo nel migliore dei modi. Basta dire che recentemente abbiamo assegnato e consegnato al Parco Archeologico e Paesaggistico di Agrigento l'Oscar del turismo. Già negli anni passati sono stati pure dati nel 2018 a Palermo capitale della cultura e anni prima ancora a Caltagirone la città della ceramica. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro ci sono, perché dobbiamo celebrare il congresso mondiale che dovevamo tenere al Cairo, che prevedeva pure una crociera sul Nilo, ed è saltata lo scorso anno per il motivo specifico della pandemia. Quindi abbiamo le mani, come si suol dire, legate, però complessivamente ci muoviamo e svolgiamo la nostra attività nel migliore dei modi.